Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, edizione di mercoledì 10 maggio. Delitto di Fener. Chiederà ai domiciliari l'italo-dominicano indagato per omicidio volontario. L'uomo è attualmente in carcere a Baldenic, sospettato di aver ucciso, sabato notte, durante una festa nella frazione di Alano, Antonio Costa, 53 anni, colpito al petto con una lama dopo un diverbio. Oggi si terrà l'udienza di convalida del fermo. Dopo l'arresto, l'indagato ha fornito la propria versione dei fatti, sostenendo di aver tolto di mano alla futura vittima il coltello che poi ha provocato la morte del 53enne. La lite con il tragico epilogo si sarebbe scatenata, questo è il resoconto dell'indagato, a seguito di un episodio di molestia ai danni di una ragazza da parte di Costa. Condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione un 21enne a processo per rapina, furto aggravato, violazione di domicilio e imbrattamento. Gli episodi contestati erano avvenuti a Lentiai nel luglio dello scorso anno. In tribunale il reato di rapina è stato derubricato a tentata rapina. Assoluzione invece sia per il furto che per la violazione di domicilio, dimostrato invece l'imbrattamento. Avrebbe minacciato di morte una persona puntandole un coltello alla gola. Per questo motivo un bellunese è finito a processo per porto illegale di arma e minaccia aggravata. La vicenda, luglio 2021, è legata a una trattativa per l'acquisto di una ghiandaia del valore di 30 euro. Il querelante si è costituito parte civile e chiederà un risarcimento danni. Provincia di Belluno prima in Veneto per tasso di suicidi. Lo conferma l'ultimo studio dell'IRES Veneto sulla salute mentale, che evidenzia come nel territorio dell'Ulsuno Dolomiti il dato delle morti autoinflitte sia stato nel 2021 pari a 12,92 a ogni 100.000 abitanti, in aumento rispetto al 2020, il doppio rispetto al dato regionale di 6,85. Situazione critica anche per quanto riguarda i ricoveri per patologie psichiatriche, in particolare tra i minorenni. Passiamo allo sport pallavolo Serie A3, movimenti di mercato in casa da Rold Logistic Belluno. In arrivo uno schiacciatore polacco del quale al momento la società non ha svelato il nome. Siamo molto vicini e vediamo se riusciremo a chiudere nei prossimi giorni il commento della dirigenza. Infine il nuoto sincronizzato, grande prova della Sportivamente Belluno alla 10ª manifestazione interregionale di coreografie libere svoltasi a Bolzano. A medaglia tutte le atlete della categoria esordienti, diversi podi anche nelle categorie ragazze e juniores. Prossimo impegno in calendario l'11 giugno a Belluno per il saggio di fine anno. È tutto con questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Ricordiamo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. Grazie per essere stati all'ascolto. Da Radio ABM l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.